E dunque partita la seconda serie in sesta corsia. Attenzione a Luca Baggio, ovvio specialista delle distanze più lunghe, lui che è stato vice campione europeo junior dei 4 e degli 8 e dei 1500 e vice campione italiano proprio nella stagione 2011 ai primaverili nei 400 e 800 stile libero. Una gara un po' veloce per lui, quella dei 200, una gara che però affronta in ogni caso qui a Memorial Chiara Giavi per partecipare. Andrea Pegoraro invece velocista doc targato Circolo Nuoto Wisp al comando in 26 e 27 davanti a Moroni e Peric. Compatto il gruppo a metà gara, andiamo a vedere chi è in testa. Francesco Moroni, Futura Prato in 55.09, prova a rientrare anche Tommaso Vio, qualcosa anche per Luca Baggio che dovrebbe tirar fuori il meglio in questa seconda parte di gara, senza dubbio l'atleta con più esperienza in vasca fra questi nuotatori. In zona premiazioni Cristian Ferraro, Gilberto Mion, Moises Danielowski e Daniel Alex Righetto, per cortesia con sollecitudine in zona premiazioni. Moroni ancora avanti 1.23.77, Baggio 1.24.12, siamo all'ultima virata testa a testa a distanza. Moroni in corsia 2, Baggio in 6, rientra anche Peric per una posizione interessante in questa seconda serie che va a Francesco Moroni, per lui 1.52.33 davanti a Peric 1.52.88, poi Tommaso Vio 1.53.06. E allora invitiamo gli atleti a liberare la vasca perché ci prepariamo alla gara